Quarta giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e volontario, un appuntamento che coincide con il quarto anniversario dall'inizio del contagio da coronavirus nei nostri territori e che l'Ion ha voluto ricordare con un partecipato convegno. Il Lions ha pensato questa giornata come un momento di celebrazione per tutto il personale sanitario impegnato in occasione della pandemia, perché oggi è il 20 febbraio ed è la giornata nazionale degli operatori sanitari, socioassistenziali e sociosanitari, nonché del volontariato. Ad ospitare l'evento la prefettura nella prestigiosa Sala Zanardelli del Palazzo dei Rettori. Innanzitutto un grande ringraziamento sentito di cuore, lo faccio come prefetto e lo faccio come cittadino, a tutta la classe medica, sanitaria, sociosanitaria, socioassistenziale e al volontariato, non soltanto per l'enorme lavoro che hanno condotto durante gli anni della pandemia, ma io direi voglio attualizzare il messaggio sottolineando l'impegno, la dedizione che profondono quotidianamente. Una giornata commentata anche dal presidente del Veneto Luca Zaia, che ha ricordato come se l'ammirazione per l'operato nei giorni del coronavirus è ormai un debito d'onore, la riconoscenza per la risposta che gli operatori assicurano ogni giorno a noi cittadini è un dovere che abbiamo come società. Io spezzo una lancia anche per i volontari della protezione civile, che sono volontari, quindi l'hanno fatto gratuitamente, hanno garantito dietro le quinte il supporto alla sanità, tutta la logistica, consegna delle mascherine, punti tamponi, punti vaccini, è una cosa che non è uguale in Italia. Questa giornata è molto importante perché mette in evidenza con numeri che questa provincia particolarmente impegnativa, ancorché bellissima e difficile, è una provincia che si sviluppa su un quinto della superficie del Veneto ma conta un 25esimo della popolazione del Veneto. Durante il Covid, per effetto della coesione tra le istituzioni, ha avuto delle performance molto migliori rispetto ad altri contesti.